Astarte, Scriba e Artemide, tre pezzi che l'artista Giancarlo Franco Tramontin ha scelto di donare ai musei di Bassano del Grappa. Una generosa donazione è stata definita da tutti quella che entrerà a far parte del percorso espositivo permanente dedicato all'Ottocento e al Novecento, accrescendo il patrimonio artistico del museo. Tramontin, secondo gli studiosi, rappresenta uno dei più alti rappresentanti delle ricerche scultoree del XX secolo in ambito veneto. Uno dei maggiori esponenti della scultura veneta del secolo scorso, si arricchisce ulteriormente il patrimonio scultoreo, ma in generale il patrimonio del Museo Civico. Ed è anche un'occasione importante per tessere ulteriormente buone relazioni con Venezia, con il segretariato generale, ma anche con la città di Treviso che parimenti ha ricevuto una donazione analoga. Insomma, tre raffigurazioni che rappresentano già un buon motivo per entrare al museo. Sono tre sculture del professore Giancarlo Franco Tramontin, veneziano, che in un certo senso rappresentano l'esito massimo della scuola di scultura veneta, nata con Arturo Martini, proseguita con Alberto Viani, per poi appunto trovare la sua massima espressione in Tramontin. Tramontin, classe 1931, alle 17 di domani consegnerà formalmente le opere. Appuntamento con la cerimonia al Museo Civico. È una donazione molto generosa perché tre sculture di questo tipo rappresentano proprio gli esiti massimi di quello che è stato ricercato, studiato e prodotto nel Novecento italiano, in particolare veneto.